polemiche e conta dei danni il giorno dopo la tempesta di San Martino su Venezia e sul Veneto. Artigiani della Riviera strozzati dalla concorrenza dei laboratori cinesi. In 350 hanno protestato a Stra. Flagellate le 2 feste clou dell'autunno veneziano dedicate al radicchio a Rio San Martino e all'Oca a Milano. La gastronomia salva le 2 kermesse. Benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia. Maltempo e anche un incidente mortale a Cessalto, probabilmente proprio a causa delle piogge di domenica. A perdere la vita è stato un agente di commercio. Michele Cestaio, di 47 anni, è uscito di strada la notte scorsa ed è finito con la sua Opel Meriva in un fossato. L'agente di viaggio stava percorrendo la provinciale 163 verso San Stino di Livenza quando ha perso il controllo del mezzo per cause riconducibili, si presume, al fondo bagnato. L'auto si è ribaltata a lato della carreggiata e l'uomo è morto sul colpo. E continuiamo a parlare di maltempo. Oggi è una pagina piuttosto importante, quella dedicata a questo argomento, polemiche e conta dei danni, il giorno dopo la seconda ondata di maltempo che ha investito il Veneto in 2 settimane. L'acqua alta eccezionale a Venezia, la sesta per gravità dall'inizio del Novecento, per chi ama la statistica, spiagge distrutte, centinaia di aziende agricole danneggiate. Ieri sono caduti 200 mm di pioggia, mentre la media si è attestata sugli 80-100 mm. Vediamo com'è andata ieri e oggi a Venezia. Meno grave del previsto, la marea oggi a Venezia ha raggiunto 1,2 metri contro l'1,30 annunciato dal centro maree, ma la previsione al ribasso non cancella la domenica drammatica vissuta dai veneziani con l'acqua a 1,49 metri, la sesta acqua alta registrata nella graduatoria storica dal Novecento. L'allarme è cominciato alle 5 di mattina quando il centro maree ha registrato 1,40 metri e da allora la città è rimasta con il fiato sospeso per l'intera mattina. La punta massima è stata raggiunta alle 9,25, 1,49 metri sul medio mare. In piazza San Marco qualcuno si è messo a nuotare. Il vento di scirocco non ha dato tregua fino ad allora, poi, seppure lentamente, l'acqua è scesa. Il direttore del centro maree, Paolo Canestrelli, si è dichiarato rammaricato e a disagio, ma ha dichiarato di non avere strumenti per prevedere un simile fenomeno, che ha definito singolare. La rete mareografica di cui è dotato il centro è stata costruita nel 1983. La città in ginocchio, delusa dal centro maree, ha reagito con rabbia al passaggio dei corridori del 33esimo meeting internazionale di corsa di orientamento a Venezia. Nonostante l'acqua alta a 1,43 metri, alle 10,30 è scattato il via e gli atleti sono partiti spintonando sulle passerelle e schizzando in corsa turisti e veneziani. Una settantina gli interventi dei vigili del fuoco, chiamati anche per salvare l'archivio del commissariato di San Marco allagato. Ed è stata una notte di paura lungo le rive del Piave. Il fiume si è ingrossato di 18 cm all'ora e il picco è stato raggiunto stamane alle 9. Il parcheggio dell'area golenale, chiuso precauzionalmente domenica pomeriggio, è stato completamente allagato e l'acqua ha raggiunto il 1,75 metri. Stamane traffico in tilt con lunga attesa all'altezza del Ponte della Vittoria. Gli uomini della Protezione Civile si sono dati il turno tutta la notte. Un container ha concluso, lo vedete nelle immagini, la sua folle discesa all'altezza del ponte di Barchi alla foce del Piave a Cortellazzo. I vigili del fuoco sono riusciti ad attutire l'impatto con una protezione affidata a degli pneumatici e poi il container si è inabissato. E nel resto del Veneto non è andata meglio, campi e stalle allagate. La Coldiretti lo ha denunciato ingenti danni e la CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, ha chiesto lo stato di calamità naturale e Luca Zaia si è dichiarato pronto a chiederlo, ma è stato attaccato dal deputato dell'UDC Antonio De Poli. La Regione, ha detto, ha fatto poco o niente dall'alluvione del 2010. Soltanto il 10% delle opere è stato realizzato di quelle promesse, ha detto De Poli. Zaia sa solo chiedere poteri speciali. E ora vediamo cos'è accaduto in terraferma. Una domenica terribile anche per la terraferma. Luca Zaia si è dichiarato pronto a chiedere la calamità naturale. Il maltempo è tornato a flagellare le spiagge. In particolare Jesolo e Caorle hanno subito il colpo di grazia dopo le mareggiate di 2 settimane fa. Le onde del mare hanno divorato quel poco di sabbia che si era salvata. È stata una giornata e una notte di passione per la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e un'ottantina di uomini del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive che hanno avuto un grande affare con il fiume Dese e Marzenego. Le acque di
quest'ultimo sono state fatte dirottare sul Roviego per bypassare il nodo di Noale. Il Desio è tracimato a Martellago, nella località Turbine, e la riviera del Brenta ha tremato dopo che nell'Alta Padovana sono esondati il Tergola, il Muson e il Vandura. Il Muson ha impensierito raggiungendo il livello massimo di allerta anche nel Veneziano. Oggi la situazione è rimasta stabile per l'intero arco della giornata. La Coldiretti parla del ritorno dell'incubo dell'alluvione del 2010. A Campo San Piero gli agricoltori sono riusciti appena in tempo a salvare gli animali dai campi e dalle stalle allagate. Preallarmi a Vicenza e fiato sospeso nel Veronese. Carlo Pendoricchio, direttore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, nato dalla fusione del Consorzio Desesile Riviera del Brenta, torna a parlare della necessità dei bacini di laminazione, che non esistono, dice, perché non ci sono fondi per costruirli. E c'è emergenza per l'acqua potabile dopo le intense piogge di ieri in 28 comuni nella Marca Trevigiana, nel Bellunese e nel Vicentino. Si tratta dei territori che si trovano nella zona della Pedemontana, sui Colli Asolani, l'area del Montello, delle Prealpi Trevigiani e poi appunto nel Bellunese. A scopo precauzionale la società Alto Trevigiano Servizi, che gestisce il servizio idrico integrato, ha vietato il consumo per uso alimentare dell'acqua fino al 13 novembre. E cambiamo argomento, la cronaca nera, proseguono le indagini di Digos e squadra mobile veneziane sull'ordigno che per qualche ora ha fatto tornare l'incubo, una bomber nel bosco di Mestre. Si attende l'esito delle analisi della scientifica, ma è già escluso potesse esplodere. Il tubo è nato dalle mani di un dilettante. Squadra mobile e Digos veneziane impegnate nella caccia a chi ha abbandonato un tubo con polvere pirica nel bosco di Mestre. Non si tratta di un ordigno esplosivo. Gli investigatori hanno escluso che potesse esplodere e negano un legame con una bomber. Marco Odorisio, il capo della mobile, ha sottolineato che il tubetto e la miccia, composta da uno spago lungo circa 10 cm, erano staccati. L'ipotesi più probabile, secondo gli investigatori, è che qualcuno si sia liberato del tubo con la polvere e della miccia passando per il cestino, ma sono caduti per terra, dove li ha trovati allarmandosi il netturbino. Dopo la pista una bomber rimane l'ipotesi di un attentato terroristico. La zona è ricca di riferimenti politici. L'ordigno è stato trovato nel quartiere Pertini, nel parco dedicato alla memoria di Gaetano Zorzetto, storico prosindaco di Mestre. Non è la prima volta che qualche dilettante cerca di emulare una bomber ed è facile confezionare un ordigno esplosivo utilizzando informazioni che vengono diffuse online. Questa potrebbe essere la terza pista. Per saperne di più si dovranno attendere i risultati delle analisi scientifiche. È un no definitivo quello che il presidente di Save, Enrico Marchi, ha espresso oggi alla presentazione del Salone della Cultura di Venezia riguardo la realizzazione della porta di Gheri. Marchi, in polemica con il Comune di Venezia, ha detto che per costruire opere di questo tipo occorre un quadro normativo certo e non un dibattito infinito. E ora la pagina sindacale, 2 manifestazioni di protesta stamane nel Veneziano. Davanti al Palazzo Grandi Stazione Venezia hanno manifestato gli enti di formazione professionali rappresentati da Forma Veneto. I tagli di 5 milioni di euro per il prossimo anno rischiano di cancellare 53 classi. E a Stra sono scesi in piazza i terzisti del calzaturiero, rischiano l'estinzione sotto i colpi della concorrenza che dicono è sleale dei cinesi. I terzisti calzaturieri della Riviera del Brenta in piazza soffrono la concorrenza sleale dei laboratori cinesi e la crisi li sta decimando. A rischiare di più sono gli artigiani che producono accessori e tomaie a Stra, Fiesso d'Artico e Mirano. Si sono ritrovati davanti al municipio di Stra stamane in 350 per chiedere di non fare la fine degli artigiani del distretto di Prato, anche loro strangolati dalla concorrenza cinese. Il distretto calzaturiero della Riviera ha aumentato i fatturati durante la crisi perché ha puntato sulla creatività e il valore aggiunto, ma anche sul lavoro dei laboratori cinesi che in 10 anni da 30 sono diventati 200, mentre le aziende artigiane da 380 sono diminuite a 130 con un calo del 65%. La produzione è rimasta la stessa, denunciano i terzisti, eppure l'occupazione complessiva è calata, segno che nei laboratori cinesi si produce fuori dalle regole con personale in nero. Siamo alla fame, siamo alla corda più che alla fame. Qualcuno deve intervenire perché altrimenti
qui muore la Riviera, muore il Made in Italy e poi non è detto che adesso ci rimettiamo noi, poi ci rimetteranno i calzaturieri perché si compreranno le fabbriche e ci rimetteranno tutti i figli, i nostri e anche i loro. Non rimane che lavorare ai prezzi concorrenziali imposti dai calzaturifici e determinati dai cinesi, ma non sono sostenibili. Non riusciamo a capire come mai non abbiamo lavoro, non abbiamo lavoro e quel poco lavoro che abbiamo è sottopagato. Ci vogliono pagare sotto le 15 euro l'ora un lavoro artigianale quando 15 euro l'ora ci costa solo un dipendente. E ora una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Il Noceto presenta Noce d'Oro, qualità superiore, sapore inconfondibile. Cerca il punto vendita più vicino a te su www.ilnoceto.it. E continuiamo con le notizie dalla provincia di Venezia per parlare di sicurezza fai da te e di danni all'ambiente. Dopo una serie di furti e soprattutto l'aggressione a una badante, tornano alla ribalta a San Donale squadre di volontari, ovvero le ronde. A lanciare l'idea è l'assessore alla sicurezza Alberto Schibuola, che istituirà dei gruppi di controllo, semplici cittadini e pensionati, a sorveglianza dei quartieri. Ammontano a 5 milioni di euro i danni causati dalla mareggiata che ha devastato gli arenili di Jesolo. L'ha comunicato il sindaco Valerio Zoggia, in attesa di chiedere i risarcimenti a Regione, Genio Civile e Magistrato alle Acque. Intanto, per racimolare fondi, si fa avanti l'ipotesi di una tassa di scopo a salvaguardia delle spiagge. E ci spostiamo ora nella Marca Trevigiana, dove le iniziative per un novembre in rosa si sono allargate a moltissimi comuni. I comuni di Silea, Spresiano e Carbonera propongono un novembre rosa, con incontri ed eventi dedicati cioè alle donne, visto che proprio il 25 ricorre la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza alle donne. Tra le tante iniziative, anche 4 mostre fotografiche itineranti. Il comune di Paese ha deciso di istituire la Family Card, una carta che verrà consegnata soltanto a famiglie segnalate dai servizi sociali e che permetterà di avere sconti in alcuni negozi. Sarà gratuita e nominativa, potranno chiederla famiglie con genitori disoccupati, con figli a carico e reddito basso. Circolazione rallentata per circa un'ora stamane sulla linea ferroviaria Bologna-Padova fra Monselice e Sant'Elena d'Este in seguito al ferimento di una persona investita da un treno partito da Udine e diretto a Roma. L'incidente è avvenuto nei pressi di un passaggio a livello regolarmente chiuso. La circolazione è ripresa alle 8:25 in direzione sud e alle 9:15 in direzione nord. E ora ancora da Padova parliamo di arte e di enologia. Da 2,5 milioni di bottiglie a 3 milioni, un balzo del 20% in un solo anno per i vini DOC e di OCG dei Colli Euganei. È l'effetto fior d'arancio, il primo vino a denominazione d'origine controllata e garantita, e del Seprino, altro bianco che spopola, una coppiata da 500.000 di bottiglie in più. Nessuna riproduzione sostituirà la pala del Tiepolo nel Duomo di Este. La parrocchia ha infatti accettato il consiglio degli esperti e laddove era raffigurata Santa Tecla ora sarà calato semplicemente un drappo. L'opera è in prestito per la mostra su Giambattista Tiepolo a Passariano, in provincia di Udine. Lo avete sentito dai titoli, le feste clou più importanti della stagione autunnale del veneziano, cioè la festa dell'Oca e la festa del radicchio di Rio San Martino, sono state flagellate dal maltempo. Mirano però non ha rinunciato al tradizionale gioco dell'Oca. La disputa a colpa di dadi tra le frazioni è dunque avvenuta in maniera regolare, anche se ovviamente è mancato il tutto esaurito sulle tribune. Vediamo allora com'è andata. Questa volta il meteo ha fatto lo sgambetto al gioco dell'Oca di Mirano, ma il pennuto non si è fatto buttar giù e ce l'ha messa tutta. Così, anche con le tribune mezze vuote, l'asfalto bagnato e gli ombrelli aperti, l'amato e popolare Zogo dell'Oca è andato comunque in scena.
Negli annali della Pro Loco, l'edizione 2012, la 15ª, sarà ricordata come una grandissima sfida, vinta caparbiamente da tutti. Un'oca bagnata quest'anno, era un po' di anni che ci andava bene e anche, sai, non sempre si può contare sul tempo. Queste sono manifestazioni che sono basate sul tempo, all'aperto, perciò è stata salvata la volontà di tutti i ragazzi questa mattina che è andata, ha spaccato, diciamo, il maltempo che ha rovinato un po' tutte le strutture, le abbiamo sistemate, siamo riusciti a metterle in piedi e con un po' di meno pioggia nel pomeriggio o quasi senza siamo riusciti di fare anche questa. Veramente la giornata è stata pazzesca questa mattina. Quando siamo arrivati qua il tempo aveva distrutto tutto, teloni, bancarelle, abbiamo ricostruito tutto, rimesso su tutto, asciugato e poi invece di andarci a sedere a piangere ci siamo messi in piazza a giocare e alla fine ce l'abbiamo fatta ed è stato secondo me un risultato veramente molto importante. E i dadi hanno sorriso fin da subito a Campocroce, arrivata in solitaria al traguardo della casella 63. Con questa vittoria, la quarta, Campocroce diventa la frazione più medagliata dell'Albo d'Oro. Non abbiamo vinto nel 99, nel 2000, poi l'anno scorso 2011 e 2012 quest'anno. È una bella emozione per il gioco, per tutta la collettività e stare insieme in compagnia. E tra gli spettatori non poteva mancare il sindaco Maria Rosa Pavanello, grata soprattutto all'entusiasmo dei volontari che a centinaia hanno reso possibile questo bellissimo spettacolo. Innanzitutto un grandissimo grazie e di continuare con questo spirito, con questa voglia, e devo dire che io vedo negli anni che sta crescendo sempre più questo desiderio di partecipare e di esserci, per cui non temo che cesserà l'attenzione, anzi devo dire che stanno aumentando sempre più. Come avrete visto ci sono anche bambini piccolissimi, sono anche molto belle queste esibizioni con i costumi che riportano alle tradizioni e fanno anche riscoprire ai più piccoli, ma non solo, alle generazioni di oggi che magari hanno un po' perso la memoria del passato. Per cui un grandissimo grazie. Ma la parola finale spetta all'ineguagliabile maestro di cerimonia del Zogo, Salvatore Esposito, che quest'anno può addirittura farsi beffa anche di Giove Pluvio. Voglio sottolinearla, mai come in questa occasione, il gesto dell'ombrello va a Giove e Pluvio. No, ce l'abbiamo fatta anche quest'anno, al prossimo anno 10 novembre 2013, per il prossimo gioco dell'Oca in Piazza de Miran, la 16ª edizione. Ciao Televenezia, ciao! Go! 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 Del Zogo dell'Oca parleremo più diffusamente mercoledì alle 22:30, giovedì alle 20:15 e venerdì alle 19:30. E ora spostiamoci a Rio San Martino, dove è in corso una delle più importanti feste dedicate al radicchio rosso di Treviso. Tra le novità di quest'anno, le visite guidate nelle aziende agricole e un menù tutto vegetariano. Meno male che c'è il pala radicchio, sotto il tendone ci si dimentica che fuori piove e così tutto fila liscio. La 31esima festa del radicchio di Rio San Martino ha sacrificato al maltempo soltanto gli eventi programmati all'esterno, le carrozze, i velivoli storici e lo scoprimento di una nuova scultura in marmo. Per il resto, la domenica inaugurale ha offerto un sacco di iniziative interessanti, a cominciare dall'ottimo radicchio IGP, ampiamente coltivato proprio qui nel comune di Scorzè. Assessore Angelo Michelan, come sta andando la produzione del radicchio qui in loco? Beh, come produzione non è male. Noi stiamo inaugurando la 31esima festa del radicchio. Come vedete alle nostre spalle abbiamo il nostro prodotto del nostro territorio e stiamo investendo molto come comune, come strada del radicchio, sui tesseramenti per avere un prodotto omogeneo e di qualità e se possibile anche tutto IGP.
Inaugurazione come sempre in grande stile davanti ad un foltissimo pubblico, con la banda e le majorette di Tre Baseleghe, la benedizione del parroco Don Anselmo e il taglio del nastro del sindaco Giovanni Battista Mestriner, attorniato non solo dai suoi assessori, ma anche da una dozzina di sindaci in rappresentanza dei comuni aderenti alla strada del Radicchio, che si snoda attraverso le province di Venezia, Padova e Treviso, la fatidica area metropolitana. Raro vedere tanti sindaci insieme in un colpo solo. Che segnale è? È segnale di un territorio che vuole organizzarsi al di là dei confini dei comuni e in tema di valorizzazione dei propri prodotti e della propria cultura, ed è una cultura comune. È un segnale molto interessante e ringraziamo anche tutte le amministrazioni comunali che sono venute, perché questa è una delle feste più importanti della regione Veneto ed è probabilmente un punto di riferimento essenziale di questo territorio per quanto riguarda il radicchio e la produzione. E anche senza l'abituale estate di San Martino, questa 31esima festa del radicchio, aperta fino al 25 novembre, ha davvero un sacco di assi nella manica. Dagli itinerari ciclopedonali per ville, mulini e piccole oasi naturali, a dei veri e propri pacchetti turistici, con tanto di pullman, pranzo e visite guidate. Lo facciamo già dal 25, abbiamo già iniziato da qualche tempo, ma il 25 diamo il via a un nuovo pacchetto turistico di una giornata. Ma è vero che arrivano anche i pullman? Certo, abbiamo un pullman che arriva da Cremona, uno da Pavia, uno da Torino, che sono autonomi ma seguiranno i nostri, che partiremo qua dagli stand del Pala Radicchio di Rio San Martino per andare a visitare una di queste bellissime aziende che producono il radicchio, a vedere le fasi del radicchio. In azienda faremo degustazioni dei nostri prodotti cucinati dai cuochi dei nostri ristoranti associati alla strada del radicchio. Belle novità riguardano anche la ristorazione, aspetto che sta particolarmente a cuore agli organizzatori della Proloco. Ossetti, salsicce e costicine hanno ormai fatto il loro tempo. La sensibilità oggi sta cambiando anche dal punto di vista del gusto, quindi maggiore attenzione anche per esempio verso la cucina vegetariana o addirittura vegana. Sì, perché abbiamo riproposto proprio un tema, un tocco di rosso in un piatto vegetariano, e credo che mangiare colorato, mangiare sano porti la gente lontano. Dunque anche in una festa così si può mangiare vegetariano o vegano, senza cioè nessun ingrediente di origine animale. Dai gelati al gusto anche di radicchio o patata americana alla pizza fatta con mozzarella di riso. Quest'anno per la 31esima festa del radicchio abbiamo pensato di offrire ai nostri ospiti una pizza vegana composta con una mozzarella senza grassi animali, quindi zero lattosio, zero colesterolo, zero glutine, una pizza molto digeribile e speriamo che insomma tutti i nostri amici vegani ci vengano a trovare nella festa del radicchio, insomma, ecco. Alla festa di Rio San Martino dedicheremo un servizio più ampio domani, martedì alle 22:45, mercoledì alle 20:15 e giovedì alle 19:30. E ora le previsioni del tempo, che sembra, secondo i meteorologi, che sia in miglioramento. La pressione risale determinando tempo via via più stabile e soleggiato. Tra mercoledì e giovedì farà più freddo. Martedì 13 novembre, molto nuvoloso o coperto con schiarite nel pomeriggio. Nottetempo visibilità ridotta causa foschie. Minime stazionarie, massime in lieve aumento, sopra la media stagionale. Mare mosso. Mercoledì 14 novembre, sereno o poco nuvoloso con ottima visibilità. Bora moderata sulla costa, minime in netta diminuzione, massime invariate. Mare mosso. Giovedì 15 novembre, sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda serata possibili riduzioni della visibilità, minime in ulteriore calo, massime stabili. Venerdì 16 novembre, ancora sereno o poco nuvoloso con nebbie in pianura nelle ore più fredde, minime in abbassamento. La marea di martedì 13 novembre
novembre è sostenuta, la massima alle 9,35 1 metro, la minima alle 16,20 meno 15 centimetri. E noi ricordiamo in chiusura della nostra edizione l'annuncio consueto: Telereporter è la migliore possibilità di lavoro per chi ama la comunicazione. E se vi state laureando o vi siete laureati da poco, provate a rivolgervi a Televenezia, perché potrebbe essere un'occasione per inserirsi in questo lavoro. E con questo è tutto, vi ringrazio per averci seguito, per averci scelti, buon proseguimento e buona serata.